Come una bomba, ma di più, perché la gelatina è potentissima. Non ce l'ha fatta Riccardo Baù, il trentenne colpito dall'esplosione questa mattina a Stoccareddo. Secondo una prima ricostruzione, l'uomo stava aiutando il padre e il fratello nella posa del cappotto in una loro abitazione in via Calfuste, quando tagliando con una muletta un tubo, un'esplosione lo ha travolto. Siamo tutti andati su a vedere, soccorrere, che non chiamava il 118, che non chiamava tutta la gente. Nel frattempo lui c'era là che ghineva e c'era tutto spacca su. C'era anche sangue? Sangue, altro che sangue, e non poco. E allora abbiamo cercato di tenerlo calmo perché parlava all'inizio. Era cosciente? Sì, già era cosciente, sì. E dopo sempre meno, quando arriva l'ambulanza, diciamo, e allora c'era svenuto. L'uomo in gravissime condizioni è stato soccorso dal SUEM 118 e trasferito in elisoccorso all'ospedale San Bortolo di Vicenza, dove nel pomeriggio è morto a causa delle gravi ferite riportate. Sul posto i vigili del fuoco, carabinieri e Spisal. In base ai primi accertamenti non sarebbe stata una tubazione ad esplodere, bensì un siluro bangalore, un tubo carico di esplosivo, un potente ordigno della Prima Guerra Mondiale usato nel dopoguerra per armare il cemento. Abbiamo scoperto che dopo questa bomba esplosa ce n'è un'altra simmetrica nell'altro angolo della casa, quindi si rende necessario purtroppo il sequestro di tutte le abitazioni coinvolte, e soprattutto stiamo aspettando adesso, entro breve, gli artificieri per mettere in sicurezza e capire se l'altra bomba, l'altro innesco è altrettanto grave, quindi pericoloso per chi ci abita.